A perfect day. Mi è capitato tempo addietro di incontrare un compagnuccio delle elementari. Mo sono ritrovato diverso da come mi ricordavo. Bello un tiro, una bella macchina, tutto alleccato. Mi parlò della fabbrichetta che si era fatta da zero. Mi disse di avere una donna fantastica al fianco suo, fondamentale nel lavoro e nella vita privata. Io stavo lì a ascoltare, di poco strucito in quel periodo per me difficile. Credo che malgrado le quattro chiacchiere di rito e i miei tutto a posto, capì come stavo e con discrezione provò pure a darmi qualche consiglio. Ma raccontò che s'era spesso immaginato con la fantasia un giorno perfetto e che era da tempo che lo vedeva vicino ma gli era sempre scappato dalle mani. Mi disse che era nato stanco di tutte le paie che si fumava uno tira l'altra e dello stile di vita poco sano. Mi fece capire com'era sto perfect day, come lo chiamava lui. Una cosa semplice ma pure un po' impicciata da vivere. Alzarsi la mattina presto, sport, via le sigarette, basta birra la sera, mangia sano, barba fatta tutti i giorni, una bella macchina, bei vestiti. Lì per lì mi colpì la banalità di quelle chiacchiere, ma a me mi sa purce nelle orecchie e provai a vivere quello stile di vita pure io. Risultato? Che te lo dica a fa? Per qualche settimana un fallimento. Ma mi ricordai anche quelle parole. Ce la puoi fare, insisti, insisti, il segreto è quello. Insisti, insisti e un giorno eccolo là, il mio perfect day. Stava una favola, c'ero riuscito, però poi solo un altro paio di giorni così e a rifacci le solite abitudini. Questo mi fece pensare più assurdo che potevano allora arrivare anche i Black Day e manca a chiamarlo con invito e che doti è. Niente di grave, ma quel giorno arrivò al traguardo tra i primi in classifica. Me ne tornai a casa col morale sotto le sole, aprì la porta e vidi mia figlia, una bimbetta. Mi guardò e capì all'istante come stavo e come mi sentivo. Pure sì, gli sorrisi. Mi disse solo ciao papi, ti voglio bene e mi si abbriccicò tutto. Mo, qualche giorno fa, mi hanno detto che quel vecchio amico non ci stava più. Una storia strana, si parlava di suicidio. Già, the perfect day. Quando me l'hanno detta la tristezza mi ha assalito. Giorni perfetti non ci stanno. Però ho capito che ne esistono dei bellissimi, che non riconoscemmo o non capimo subito. E il mio famoso Black Day era uno di questi, un giorno bellissimo, e non l'avevo riconosciuto.